Bene, 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 eccoci qua carissimi amici con una puntata che riguarda un po' quel che sono i problemi sentimentali. Quindi parleremo un po' di quel che è un distacco sentimentale. Scusate, o meglio, come è possibile legare definitivamente a sé una persona. Allora, i problemi attuali di di quest'epoca è proprio l'ordine sentimentale. Tante persone vengono lasciate dai propri compagni perché magari il proprio compagno è andato via con un'altra donna, magari più giovane di voi, o magari, tra virgolette, di quelle zoccole, zoccole, scusatemi, io cerco di essere chiaro nelle mie puntate perché è inutile mettere la maschera. Io tolgo la maschera, come vedete, sto senza mascherina e parlo senza peli sulla lingua. E quindi queste zoccole con la Z maiuscola, anche pur sapendo che il vostro compagno è sposato o è impegnato, fanno in modo di rubarlo, ok? O prenderselo solo perché gli piace, quindi per loro è un oggetto ed è toccato adesso al vostro marito o al vostro compagno, quel che sia. E quindi il vostro uomo prende la famosissima cotta, esce fuori di testa e con voi non vuole più averci a che fare. Qualsiasi cosa gli domandate lo vedete sempre nervoso in casa, agitato, se la prende con i figli, se la prende con voi. Eh, Se prima non usciva, adesso esce continuamente senza darvi alcuna spiegazione. Allora, sono tutti sintomi di avere un'altra donna, finché non scoppia la bomba e va via di casa, lasciandovi con i vostri figli e andando via con un'altra donna. Questo capita spesse volte, ma anche all'inverso. Ci sono anche donne che lasciano i propri uomini per andare via con un altro. Con un altro. Quindi io posso aiutarvi in questo, posso darvi una mano, perché dovete sapere che io esotericamente nasco nel 1979, 1979. Quindi dal 1979 ad oggi, che ho quasi 63 anni, ho avuto modo di sperimentare tanti rituali, sperimentare tante ritualistiche e man mano mi sono fatto una cultura facendo sempre più ricerche su antichi rituali, antichi santoni, ad esempio le streghe di Benevento. Ho fatto una ricerca e quindi ho trovato antichi rituali e che oggi mi stanno dando soddisfazione. In tanti si rivolgono a me e in tanti hanno avuto la gioia di avere il riscontro che cercavano.
Tanto è vero che potete visitare i miei blog, i miei siti che trovate qui sotto al video, trovate i link da cliccarci sopra e potete controllare voi stessi le tante testimonianze. Ma ritornando al ritorno d'amore, io dico sempre, bisogna prima fare in modo di farlo tornare il proprio compagno, andando ad operare con una buona ritualistica. Una volta che è tornato da voi, lo andiamo a legare, bisogna legarlo, quindi sono due lavoretti, il primo di farlo tornare a voi e il secondo legarlo a voi per non farlo più scappare, per allontanarlo definitivamente da tutte le donne. Lui deve vedere con i vostri occhi, deve parlare con la vostra bocca, vi deve vedere davanti agli occhi una star, una dea. È chiaro? Tutto questo è possibile, perché la magia esiste. È chiaro che oggi si improvvisano, in tanti si improvvisano, eh, vi, vi- magari li chiamate e poi scompaiono, spengono il telefonino e scompaiono. Qui con me parlate 24 su 24, non ci sono problemi, i miei numeri li vedete nello scroll e quindi è molto semplice parlare con me. La prima cosa, bisogna chiamarmi, è gratuito, non pagate niente, mi chiamate, mi spiegate la vostra storia d'amore, di quello che vi sta capitando, io analizzo il caso, se è il caso di intervenire oppure no, quali sono le percentuali, quali sono i costi, qual è la tempistica, vi do ogni spiegazione possibile. Dopo che magari vi siete resi conto che vale la pena tentare questa ritualistica, e allora iniziamo con la lavorazione. Ricordatevi che io prendo in considerazione solo 3 lavori al mese, 3 ritualistiche al mese. Quando mi chiamate, se c'è posto, io vi ci metto nel mese corrente, se no vi devo spostare al mese prossimo. Ci lavori il lunedì, il mercoledì e il venerdì di tutte le settimane. Ok? Quindi tutti voi che siete rimasti delusi, deluse da altri operatori e volete tentare veramente quel che è la vera ritualistica con il sottoscritto, io sono a vostra completa disposizione. A me mi trovate sempre, non sono uno di quelli che poi spengo il telefono e cambio numero, i miei numeri esistono dal 1979, da quando ho iniziato questo percorso. Quindi utilizzo la ritualistica salamonica, la ritualistica delle streghe di Benevento, utilizzo la ritualistica del drago rosso. Allora, io per ogni persona che mi contatta vado ad analizzare anche quale ritualistica più efficace per quella data di nascita. Sono stato chiaro? Quindi se avete bisogno del sottoscritto, non esitate, chiamatemi perché possiamo risolvere il problema, possiamo parlarne e possiamo fare in modo di darvi la gioia e la soddisfazione di far tornare il vostro compagno o la vostra compagna, di farla impazzire per voi, di farlo impazzire per voi, ma soprattutto legarlo definitivamente a voi in modo tale che nessun'altra donna ve lo possa portare via.
Sono stato chiaro? Ok? Bene, allora io vi saluto e ci sentiremo in un'altra puntata. Parleremo d'altro. A tutti quanti voi, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi e aspetto le vostre chiamate.